Bene, buongiorno a tutti, scusateci il ritardo, ma una discussione più animata del solito in Consiglio regionale che si sta protraendo anche fuori dall'aula ci ha fatto causare questo ritardo. Un saluto a tutti i presenti e a chi ci sta seguendo da remoto. Un sincero ringraziamento all'Ordine dei giornalisti, in particolare al Presidente Giuliano Gargano, che oggi ci onora della sua presenza, assieme al rappresentante del sindacato dei giornalisti, Diego Neri, Cornedo Centro, in Medise. Oggi appunto protagonisti del tradizionale scambio di auguri di fine anno. L'anno che si chiude in Veneto è stato segnato nel campo del giornalismo dal passaggio dei quotidiani del gruppo Gedi a Nord-Est Multimedia, una società di nuova costituzione promossa da Banca Finite e partecipata, oltre che da Finite stessa, anche da alcune delle principali famiglie imprenditoriali del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un'operazione che rivoluzionerà il panorama editoriale del Nord-Est, sconvolgendo gli equilibri non solo del mondo dell'informazione locale, con la costruzione di un gruppo multimediale attivo anche nel campo televisivo, radiofonico e digitale. Questa operazione è destinata a incidere profondamente nella nostra realtà e ovviamente nel mondo dell'informazione del Veneto, una regione dove non mancano situazioni di forti tensioni occupazionali nel mondo del giornalismo e livelli crescenti di precariato, con retribuzioni che non possono dirsi dignitose. Il vecchio contratto di lavoro oggi vigente non tiene conto di fattori oggi determinanti come l'intelligenza artificiale, per citare un caso emblematico, o i social con la marea montante di disinformazione che spesso li caratterizza. Abbiamo bisogno di un giornalismo di qualità, ma la qualità va anche pagata. Oggi stanno venendo al pettine molti nodi conseguenti all'affermazione di Internet avvenuta in una sorta di Far West in balia dei poteri più forti, ossia delle maggiori multinazionali del digitale, società commerciali private spesso domiciliate in paradisi fiscali e operanti in regimi di monopolio o oligopolio. Ciò sta ponendo seri problemi di tutela dei diritti individuali a proposito di privacy, di protezione del consumatore, libertà di espressione e anche antitrust. Più di altri comparti, il giornalismo ha subito gli effetti dell'innovazione tecnologica e dell'avvento dei social. La situazione non solo italiana è in continua evoluzione. In questo scenario è sbagliato pensare che stia scomparendo la figura del giornalista. Dobbiamo invece pensare che essa stia vivendo una fase di transizione verso una nuova identità. Lo dico perché il giornalista è stato tra i primi a doversi confrontare con gli esiti dell'innovazione tecnologica e dei mutamenti che essa ha innescato, ma altri seguiranno. Forze profonde stanno cambiando il mondo, tensioni geopolitiche rivoluzionano l'ordine globale, dinamiche irreversibili trasformano il modo in cui viviamo e lavoriamo. La trasformazione che ha investito il giornalismo sta investendo l'intera società e tante volte mi chiedo se ne siamo coscienti o se viviamo e interpretiamo il mondo con gli occhi di ieri. Il quadro macroeconomico è instabile, caratterizzato da crescita fragile, produttività stagnante e inflazione sostenuta, mentre si fa sempre più urgente la necessità di assumere decisioni epocali per contrastare il cambiamento climatico, affrontare la crisi demografica, governare la transizione seguendo quella strada segnata dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta anche dall'Italia. Purtroppo l'aumento della diseguaglianza porta al disincanto e al rifiuto della rappresentatività. Il trasferimento di decisioni a livello sovranazionale fomenta forti tensioni e la democrazia finisce sotto scacco. Il dato saliente delle elezioni amministrative del maggio scorso deve far riflettere l'afflusso al voto dei nostri comuni nel primo turno era sceso poco meno del 55% degli aventi diritto al voto, calati ulteriormente al 51% nelle realtà dove si è andati al ballottaggio. Questi numeri che desumano dall'analisi del nostro osservatorio elettorale, che anche quest'anno ha svolto un ottimo lavoro, devono far riflettere. Chiedo adesso alla regia di proiettare alcune slide che mi serviranno per spiegare i dati che vi do adesso. Velocemente vi do alcuni dei risultati dell'attività del Consiglio regionale nel 2023. L'ufficio di presidenza si è riunito 37 volte, approvando 90 deliberazioni che rappresentano il 25% di tutte le deliberazioni assunte dalla presidenza nel corso di questa legislatura. Incidentalmente,
Noto che tra queste approvazioni c'è anche il primo bilancio di sostenibilità approvato da un consiglio regionale in Italia. Si tratta di un documento innovativo varato dalla Commissione europea proprio quest'anno e noi, assieme al 12% delle imprese obbligate ad assumere questo provvedimento, siamo tra i primi in assoluto in Italia ad aver assolto a questo obbligo, che cerca di delineare lo sforzo concreto e i progressi fatti per l'assolvimento del percorso verso il target dell'Agenda 2030 dell'ONU, a cui ho già accennato. Campo in cui siamo molto attivi come Consiglio. Nell'obiettivo 11, operando di concerto col Dipartimento degli Affari Sociali e Economici dell'ONU, UNDESA, attraverso la Carta di Venezia che abbiamo promosso e che nel marzo di quest'anno ha avuto un appuntamento molto importante qui a Venezia. Rammento che anche l'intera struttura consigliare ha visto quest'anno confermata la doppia certificazione ISO 9001 e ISO 37001 di qualità e anticorruzione. La conferenza dei capigruppo, la prossima slide, che come sapete è l'organo di programmazione e organizzazione dei lavori dell'Assemblea consigliare, si è riunita 38 volte, mentre il Consiglio regionale ha avuto 36 sedute. Siamo sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. Poi in questa slide vediamo la produttività d'aula con l'approvazione di 29 progetti di legge regionali, 10 progetti di legge statali, 17 deliberazioni amministrative. È interessante anche il numero di mozioni, 44, oltre a 27 ordini del giorno che costituiscono importanti indicazioni di governo, il più delle volte ispirati da situazioni o casi specifici nel nostro territorio, a testimonianza dell'impegno che i gruppi consigliari e gli stessi consiglieri pongono al rapporto dinamico con il territorio. La vicinanza e il dialogo continuo con i nostri cittadini è uno dei punti di forza della nostra istituzione. Nella prossima slide, la 6, vediamo a titolo esemplificativo alcune leggi approvate quest'anno. Penso che leggiate anche voi. Mentre nella successiva, la 7, chiedo la vostra attenzione su due mozioni importanti approvate dal nostro Consiglio. La prima con il voto unanime sulla tragedia di Giulia Cecchettin e l'inequivocabile condanna ad ogni forma di violenza sulle donne. La seconda relativa al Vajont con richiesta di mantenere a Belluno gli atti processuali di quella tragedia che lascia ancora attoniti e che ha bisogno di essere ancora indagata. Passiamo ora alle commissioni. Ben 43 le sedute della prima commissione consigliare, permanente presieduta dal collega Luciano Sandonà, con Chiara Luisetto vicepresidente, commissione che di norma vanta più sedute rispetto alle altre, dato il suo compito e la valenza istituzionale. 36 invece le sedute della seconda commissione consigliare presieduta da Silvia Rizzotto, con il vice Jonathan Montanariello. 34 quelle della terza commissione che ha come presidente Marco Andrioli e come vice la collega Cristina Guarda. Nella prossima slide 23 sedute quella della quarta commissione presieduta dal collega Zanoni col vicepresidente Roberto Bet. Per la sua natura questa commissione ha funzioni di analisi, approfondimento e controllo e presenta dati che non sono comparabili appunto con quelli di altre commissioni. Nella slide 12 vediamo 32 sedute della quinta commissione che segue le politiche sociosanitarie guidata da Sonia Brescacin con vice Anna Bigon. E infine 38 sedute della sesta commissione consigliare, quella cultura, presieduta dalla collega Scatto con la vice Elena Stanel. Nel corso di quest'anno, a seguito delle elezioni amministrative del maggio scorso, il collega Giacomo Possamai, appunto eletto sindaco di Vicenza, è subentrata la collega appunto Chiara Luisetto dal 20 giugno. Nelle statistiche, pertanto, i dati relativi alla collega Luisetto e al collega Luca Spavanetto, subentrato nell'ottobre 2022 a Raffaele Speranzon, vanno letti considerando appunto la parzialità delle loro presenze rispetto all'intera legislatura. Statisticamente devo notare che tutti i consiglieri regionali nel corso di questa legislatura sono stati presenti con un valore medio complessivo del 94,7%. Alta partecipazione ai lavori dell'Aula, superiore a quella delle scorse legislature e altamente indicativa soprattutto se consideriamo l'altrettanto elevata partecipazione ai lavori delle commissioni. Come sapete, i consiglieri partecipano a più commissioni e quindi possiamo ben dire che trascorrono una parte considerevole del proprio tempo qui a Palazzo Ferrofini o in missione se le commissioni si riuniscono sul territorio, come è avvenuto quest'anno, cosa che io ho stimolato molto perché è bene come commissioni consigliari riuscire ad andare a vedere proprio
sul territorio e sul terreno fisico le problematiche che affrontiamo come testi legislativi. Anche una seduta plenaria come quella che ricorderete abbiamo tenuto a Longarone il 16 ottobre scorso. Come ho già detto, la prossimità e il dialogo con il territorio e con tutti gli attori socioculturali ed economici costituisce un momento decisivo per l'Assemblea regionale e per i singoli consiglieri. E proprio questo confronto costante può e deve essere una delle chiavi che aprono la strada alla nuova politica, una politica che non si fa travolgere dalle innovazioni, ma che casomai cerca di governare i fenomeni che esse appunto innescano. In altre parole, la crisi dell'istituto della rappresentanza e la progressiva sfiducia dei cittadini, la mancata partecipazione al voto devono trovare risposte democratiche nel nostro lavoro e nel nostro impegno quotidiano, qui a Venezia come nell'intero Veneto e nelle sedi decisionali come a Roma o a Bruxelles. Concludo ringraziandovi ancora per l'attenzione e la vostra partecipazione, assicurando al Presidente dell'Ordine dei giornalisti e per suo tramite a tutti gli operatori dell'informazione del Veneto l'impegno di noi tutti per garantire e difendere la dignità e l'importanza del lavoro giornalistico nel mondo che cambia, ma che ha comunque sempre bisogno di interpreti in grado di aiutarci a decifrare la realtà e a difenderci dalla disinformazione, dalla propaganda, dalle bugie, dalle false o post-verità, dalle dicerie degli untori che purtroppo avvelenano con conseguenze devastanti la nostra vita. La realtà è molto complessa, articolata e frastagliata e tutt'altro che semplice da capire. Ecco perché abbiamo bisogno di voi, e lo dico oggi, mentre la nostra Europa è squassata dalla guerra in Ucraina e il Mediterraneo è infuocato dal conflitto nella striscia di Gaza. Ricordando le parole di Luis Sepulveda, impariamo che la pace è la strada più difficile perché richiede risposte molto complesse a problemi che i guerrafondai presentano come stupefacente semplicità. Mi permetto di consegnare come omaggio un simbolico volume che abbiamo promosso assieme al professor Bertolissi nell'occasione del 60° anniversario dell'enciclica Pacem in Terris di Papa Giovanni XXIII, già patriarca di Venezia, presentato nel corso di un convegno che abbiamo organizzato come Consiglio regionale nella Scuola Grande di San Rocco. Quindi chiedo al Presidente dell'Ordine dei giornalisti di venire qui intanto per ricevere questo appunto testo che Bertolissi assieme ad altri docenti universitari ha appunto promosso nella fine del 2023. Grazie. E anche per darci assolutamente il suo messaggio. Grazie. Per il fine anno. Dove vuoi tu? Anche qui. Grazie. Dove vuoi tu? Allora, a distanza di un anno col Presidente abbiamo ancora un problema sull'accento. Io mi chiamo Gargano e non Gargano, ma l'anno prossimo andrà meglio. Ci proviamo. Ci proviamo. Grazie per l'invito, grazie per questa opportunità. Il Presidente Ciambetti ha fatto un quadro molto esaustivo della situazione sia regionale che del nostro mestiere, che è veramente in fortissimo cambiamento, velocissimo cambiamento. L'ordine nazionale, per quanto di sua competenza, sta cercando di adeguare gli strumenti normativi a partire dalla legge ordinistica che è del 1963, quest'anno ha compiuto 60 anni, ma la legge sulla stampa è del 1948, lì vengono citati ancora i giornali murali, però è una legge ancora vigente. La legge che regola il lavoro, per esempio, dei colleghi qui di Palazzo Ferrofini è la legge 150 del 2000, quindi quasi un quarto di secolo, così come del 2000 la legge sulla par condicio, di cui avevamo parlato l'anno scorso e che è diventato anche oggetto di un progetto formativo tra Corecom Veneto e Ordine dei giornalisti per cercare di capire le criticità e le possibilità di cambiarla. Così come appunto sicuramente merita un aggiornamento la legge sugli uffici stampa pubblici. A proposito di questo posso anticipare che con ANCI Veneto, con il Presidente Mario Conte, stiamo lavorando a un progetto di monitoraggio sul lavoro dei colleghi negli uffici stampa pubblici, che sta diventando una delle valvole di sfogo per i colleghi, perché, come dirà meglio di me Diego Neri, per il sindacato la situazione nei giornali, nella carta stampata, nelle TV è molto delicata. Le assunzioni sono sempre di meno, anzi ci sono dei casi paradossali in cui magari si aprono degli spazi ma non ci sono più giornalisti che possano occuparli.
Ma ci sono dei dati che mi fanno riflettere. Io per il ruolo sono nella giuria di tanti premi giornalistici durante l'anno, e quando vai a vedere il curriculum dei colleghi vedi che il 90%, non meno del 90%, sono freelance. Non hanno un contratto giornalistico, non sono assunti da una testata. È una cosa che ci deve fare riflettere. Il presidente Ciambetti diceva la qualità si paga, ha detto, assolutamente. Diego racconterà quello che sta succedendo per esempio nel gruppo Atesis, ma la situazione comune anche ad altre testate. Però io vi vorrei raccontare questo episodio che ogni tanto mi toglie il sonno. Noi riceviamo all'ordine le segnalazioni quando qualche collega sbaglia, viola la carta deontologica. E spesso sono colleghi che conosco, so quanto siano bravi, professionali. Questa segnalazione andrà spedita al Consiglio di disciplina che valuterà le conseguenze, però io ogni tanto faccio una telefonata per dire: Roberto, ma perché hai scritto questa cosa qua? Cioè, ma si capisce che non hai fatto una telefonata di verifica, che è il nostro dovere principale, primo e principale. E lui mi dice: Giuliano, tu ma sai quanto mi danno per questo articolo? Mi danno 3 euro lordi, non l'ora, per tutto l'articolo, che io ci metta 10 minuti a farlo o un pomeriggio. Vuol dire che io, per guadagnare quello che un idraulico, mi ha detto così, prende per la chiamata, non per l'intervento, cioè 30 euro in media, devo scrivere 10 articoli in un pomeriggio. Secondo te ho il tempo di fare una telefonata per verificare? Non ce l'ho, sbaglio, l'indomani scriverò una rettifica, una correzione che mi permetterà di guadagnare altri 3 euro. Questa è la fine del nostro mestiere. Noi non possiamo andare avanti così. È il settore che sta pagando da più tempo una situazione di precarizzazione estrema. Siamo superati dalle tecnologie, dai social. E per resistere che cosa bisogna fare? Distinguersi con la qualità del lavoro che dicevamo prima, e la qualità si paga. Quindi l'auspicio è che con l'aiuto anche delle istituzioni, dei colleghi, del sindacato, del Consiglio regionale, di tutti voi, si possa fare una battaglia per un lavoro equo, pagato bene e dignitoso. Grazie. Grazie a te Presidente. Chiamo adesso Diego Neri, che come diceva il Presidente Gargano è appunto Gargano, che è un operatore del gruppo Atesis, che ha un periodo un po' particolare, che ha tutta la mia solidarietà, conoscendo appunto amici che vi lavorano, e comprendo e sento appunto il disagio e la fibrillazione in questo periodo. Diego, prego. Grazie a tutti, grazie Presidente. Sentite? Sì. Ecco. Grazie Presidente Ciambetti, grazie a voi dell'invito. Io sono qui per raccontare quest'anno dagli occhi del Sindacato dei giornalisti del Veneto. Porto i saluti della nostra segretaria Monica Andolfatto. Il quadro generale è complicato, il quadro generale è molto frammentato. Fra l'altro tutti noi credo siamo abituati a informarci con diversi canali diversi, scusate il gioco di parole, ma magari tutti i giorni chi ha più tempo usa strumenti di comunicazione o di informazione variegati. Dietro ci sono dei giornalisti che ci lavorano. Questi giornalisti, come è stato detto adesso, spesso vengono pagati in maniera davvero non dignitosa. Al gruppo Atesis, che è quello che edita il giornale di Vicenza, Arena di Verona, per il quale io lavoro da tanti anni, che edita anche Brescia Oggi e la Gazzetta di Mantova, è in corso una mobilitazione da parte dei cosiddetti collaboratori strategici. Sono quei ragazzi e quelle ragazze che, spesso anche molto più vecchi della maggior parte di noi, lavorano in un determinato territorio. Faccio un esempio concreto. Quando il nostro presidente Ciambetti torna a casa a Sandrigo e va alla festa del baccalà, magari c'è il gran galà quella sera, noi abbiamo un ragazzo della zona di Sandrigo che va a seguire la serata, che racconta dei premi, che racconta dell'intervento del presidente. Passa lì una serata, poi prima che il giornale chiuda manda il suo pezzo, manda le foto, viene pagato 8-10 euro lordi. Questo tipo di stipendio, che sostanzialmente sono 6, 7, 800, 1000 euro al mese, ha visto negli ultimi mesi una pesante decurtazione, circa il 30%, perché è cambiata la grafica, perché gli articoli sono più corti, perché ce ne stanno di meno.
Il risultato è quello che tutte queste persone, sono almeno una quarantina fra Vicenza e Verona, hanno uno stipendio a fine mese che non è dignitoso, non permette di arrivare alla fine del mese. Io da sindacalista a vedere questi ragazzi, queste ragazze che piangono, che si lamentano che stanno al freddo perché non hanno i soldi per pagare la caldaia rotta, penso che qualcosa devo fare. E sono qui oggi anche per chiedere a voi di fare qualcosa, di darci una mano. La situazione non è tutta così, però ad esempio, come ha detto prima il Presidente, ricordando la nascita di questo nuovo gruppo, del gruppo NEM, il gruppo NEM parte con dei presupposti ottimi, noi siamo molto curiosi e anche molto ottimisti, insomma, rispetto all'importanza che avrà, alla pregnanza che avrà questo nuovo gruppo per l'informazione del Veneto. Siamo anche preoccupati del fatto che gli stipendi, soprattutto i collaboratori, siano adeguati, perché con questo tipo di stipendi non c'è libertà. Il nostro mestiere è fondato sulla libertà di poter scrivere le cose, di poterle raccontare e di poterle dire appunto fino in fondo come sono, come stanno. Giuliano Gargano prima ricordava i concorsi giornalistici a cui partecipano molti freelance. Il problema è che hanno questi freelance, quando sono bravissimi, hanno 20, 25, 30 anni, alla fine si ritrovano a non essere pagati per questo lavoro. Noi abbiamo come sindacato un amico che è Claudio Locatelli, forse qualcuno di voi lo conosce, è quel giornalista freelance che lavora in teatri di guerra, lavora in Ucraina soprattutto, è stato bombardato fra l'altro. Lui è bresciano, vive a Padova e lui racconta che in realtà il suo stipendio a fine mese glielo paga la pubblicità dei suoi profili social, di Facebook, di Instagram. Non glielo pagano i lettori delle sue inchieste, non glielo pagano delle testate giornalistiche e questo credo sia drammatico perché dipendere dalla pubblicità, qualunque essa sia, è effettivamente molto ma molto pericoloso, perché significa che Claudio Locatelli, finché è in Ucraina e racconta della guerra, è libero di raccontarla, ma nel momento in cui dovesse raccontare qualcos'altro che va contro gli interessi di chi lo sponsorizza, non lo può più fare. È per questo che i giornalisti, il sindacato chiede l'ausilio anche vostro, in un'ottica di libertà. Voi come amministratori regionali avete, io credo, il compito di supportare queste vertenze, di supportare un tentativo di lotta verso la libertà e verso stipendi più dignitosi. Ce l'avete anche con la possibilità di normare in questo senso o di supportare l'attività anche sindacale che viene fatta. Purtroppo alcune volte noi giornalisti ci rendiamo conto che non è il vostro caso, ma la politica è molto sorda rispetto a questo tipo di tematiche. Basti pensare che si parla di informazione in questi giorni in Italia per un nuovo disegno di legge sulla diffamazione, di cui francamente si sentiva poco il bisogno. Insomma, io vi do solo un dato, vi racconto se volete l'esperienza mia che è abbastanza singolare, ma solo per quello io da vecchio cronista di cronaca giudiziaria sono stato denunciato più di 50 volte per diffamazione, tutte archiviate. In Italia ci sono circa 10.000 denunce l'anno per diffamazione, il 95% è archiviato di default. La gran parte dei procedimenti che vanno avanti vengono poi si chiudono con una soluzione. Ha senso normare ancora questo, restringere ancora le maglie? Io credo francamente di no. Concludo ricordando che i casi che ha citato prima il Presidente, quello di Giulia Cecchettin, terribile, ma anche quello del Vajont, vi sono stati raccontati, voi li conoscete grazie al lavoro di giornalisti, spesso precari, spesso pagati quei 3 o 10 euro l'ora. Voi li conoscete, ne avete fruito, però ricordatevi di questo, ricordandovi anche che in un clima generale di crisi dell'editoria o dell'informazione, comunque, almeno in Veneto, tutte le compagnie editoriali, tutte le testate alla fine hanno bilanci in positivo e io credo che questi bilanci debbano essere redistribuiti anche a chi fa questo mestiere. Concludo citando uno che il giornalista l'ha fatto poco ma ha fatto meglio il poeta, che è Marino Moretti, che diceva: a Natale ricordatevi, questo è il giorno della speranza. Vi ringrazio e buon Natale a tutti. Grazie Diego. Approfitto, Presidente, per dare anche a te un pensiero. Questo è un volume scritto da giornaliste che raccontano alcuni drammi di cronaca, alcuni casi di femminicidio di donne che parlano di donne, purtroppo in male, ma anche qui speriamo di riuscire a raccontare qualcosa di più bello negli anni a venire. Grazie. Speriamo. Bene,
Chiudiamo qui questo momento e vi invito nella Sala degli Specchi, dove il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, l'Orchestra Giovanile, ci darà un breve concerto di Natale. Grazie ancora, e se serve uno spazio anche diciamo mediatico-politico per far emergere le situazioni che state seguendo, sappiate che qui noi ci siamo. Grazie. Grazie di cuore.